Noi abbiamo una tradizione a Padova del controllo dei pazienti che sono in terapia con anticoagulanti orali, una cosa che è in piedi da ormai più di 20 anni. Era nata dall'esigenza che i pazienti operati in cardiochirurgia, una volta operati e messi in terapia anticoagulante orale per tutta la vita, andavano nel territorio e non avevano qualcuno che li potesse seguire in maniera stabile, e così è nata questa modalità di seguire i pazienti con queste attività. Il centro fa queste attività, cioè fa l'educazione del paziente. Scusate, qual è il pointer? Questo? No. Questo? Sì. Fa l'educazione del paziente, il controllo di laboratorio standardizzato e ovviamente un controllo clinico. Questo è importante, abbiamo un po' disseminato questa cultura dell'anticoagulazione nell'ospedale, per esempio nel problema dell'emorragia cerebrale. Cioè ormai quando un paziente ha un'emorragia cerebrale ed anticoagulato, che si sappia che bisogna fare il reverse della terapia anticoagulante in 10 minuti. Questa cosa purtroppo non è che passa molto, però deve passare perché l'estensione dell'emorragia è nelle prime ore e il paziente può peggiorare molto. Cosa facciamo noi? Cerchiamo di tenere il paziente a un intervallo terapeutico ideale, che in genere è un INR tra 2 e 3. Se l'INR supera i 3 ci sono problemi emorragici, se è sotto i 2 in genere ci sono problemi tipo tromboembolico. Cosa facciamo? Facciamo un controllo di laboratorio con l'INR, un prelievo di sangue, perché ogni paziente ha la sua dose, purtroppo, non è che una dose fissa, possiamo dare l'aspirina e basta. Ogni paziente ha una sua dose e la dose può variare nel tempo, questo è il problema. Un po' di numeri. Nel 2003 circa l'USL di Padova, 16, aveva 7.000 pazienti in terapia anticoagulante orale. L'incremento era di circa 900 pazienti anno e è l'1,6% della popolazione totale, quindi nel Veneto, questo ancora qualche anno fa, nel Veneto ci saranno dagli 80 ai 100.000 pazienti in terapia anticoagulante orale, quindi è un problema mica da poco. Se pensate che la popolazione invecchia e pensate che le fibrillazioni atriali che ormai anticoaguliamo nella stragrande maggioranza dei casi, sopra i 75-80 anni sono su una persona su 7, pensate che questo problema è un problema epidemiologico mica da poco. Vedete lì la popolazione sopra i 75 anni e noi seguivamo quel tempo lì circa 5.000 pazienti e avevamo 300-350 accessi al giorno, o meglio 200 accessi, ed altri li ricevevamo le provette dai vari punti prelievo. E qui vedete il rapporto tra la percentuale di pazienti anticoagulati e le classi di età in questi anni. Vedete che l'impennata dei pazienti percentualmente anticoagulati sopra i 75 anni è incredibile, cioè i pazienti anticoagulati sono quasi tutti anziani. Se pensate che l'età media della fibrillazione atriale è 79-80 anni, voi capite che tipo di pazienti stiamo seguendo. Più della metà dei pazienti che vengono al centro sono fibrillazioni atriali. Scusate la voce, ho qualche problema. La situazione quindi è l'iter dell'assistito fino a poco tempo fa era questo: veniva a spostamento verso il centro trombosi, faceva l'accettazione, faceva il prelievo, tornava a casa o riceveva la terapia per fax o attendeva il risultato lì e poi tornava a casa e il risultato dell'INR e la prescrizione della terapia, poi tornava a casa, e questo mediamente ogni 3 settimane. Quindi voi capite che questa massa di gente che si muove nella città, ma non solo loro, perché spesso sono accompagnati, quindi macchine che si muovono, ore di lavoro che perse da chi li accompagna o dagli operatori sanitari, è una cosa che abbiamo fatto presente tante volte. Io credo molto nella decentralizzazione di tutto,
di tutto, perché il paziente anziano deve stare a casa, non deve venire in ospedale, se si può lasciarlo a casa. È fondamentale questo. Penso allo scompenso cardiaco. Scompenso cardiaco, vieni in ospedale, lo mettiamo un po' a posto, va a casa, poi torna in ospedale, poi va a casa, poi torna in ospedale. Questa cosa si potrebbe fare benissimo con queste modalità, con questi aiuti che ci dà la telemedicina. Questo è quello che succedeva fino a poco tempo fa, quindi i pazienti venivano al centro trombosi, facevano il prelievo venoso, avevamo un risultato dell'INR, lo mettevamo in un sistema esperto per la prescrizione della terapia anticoagulante, il medico del centro trombosi vedeva i dati clinici del paziente, se aveva sanguinato, se stava bene, se aveva cambiato le medicine, cosa molto importante, e prescriveva la terapia. La consegnava direttamente oppure via fax. Con questo progetto qui invece si è tentato di impostare una gestione decentrata con telelaboratorio e possibilmente anche con la prescrizione della terapia da remoto. Quello che è stato fatto e che secondo me è più, diciamo così, saliente dal punto di vista dei risultati è il test di laboratorio dell'assistenza domiciliare integrata tramite i coagulometri portatili. Questo si è cominciato a farlo anche nelle unità territoriali di cura primaria, tramite sempre un coagulometro portatile. Si sta tentando di implementare anche nei distretti che diventino dei piccoli centri di controllo anche in periferia. Nell'ADI cosa succede adesso attualmente, in tempo reale adesso? Succede che attraverso il sistema informatico aziendale c'è un caricamento automatico delle prenotazioni dell'assistenza domiciliare integrata in termini di controllo della terapia anticoagulante che va direttamente sugli strumenti portatili. Questo è un coagulometro che determina l'INR. Qui c'è una lista di lavoro che viene vista dagli infermieri e gli infermieri, tramite questa lista di lavoro in cui c'è nome e cognome del paziente, hanno una modalità di visita del paziente a domicilio e con questa lista possono andare a casa del paziente e eseguire il test di laboratorio, cioè l'INR. Cosa succede quindi? Che il paziente, appunto, come vi ho già detto, l'operatore sceglie la prenotazione relativa all'assistito dalla lista precompilata. Quindi va a casa del paziente, un po' lento questo, va a casa del paziente e esegue il test. Attraverso la rete aziendale questo test va nel laboratorio. Nel laboratorio viene validato il test del POCT, che ha una sua validazione continua da parte del laboratorio centrale e la validazione dell'esame in particolare fatto in quella giornata, che viene immesso nel sistema esperto del nostro servizio di prevenzione della trombosi, quindi validato e inoltrato direttamente, lo vediamo a schermo nel centro e quindi possiamo prescrivere la terapia per quel paziente a cui è stato eseguito il test di laboratorio a domicilio. Naturalmente questo esame va anche dentro il fascicolo sanitario del paziente e quindi è consultabile questo esame da parte degli operatori sanitari e chi ha possibilità di accedere a questo fascicolo sanitario del paziente, quindi medico di medicina generale e chi altri. La terapia, siamo in una fase in cui diciamo che nel fascicolo del paziente si può vedere benissimo il referto di laboratorio, però per quanto riguarda la terapia stiamo facendo adesso, in questo momento, il fatto che il medico di medicina generale e anche probabilmente il paziente stesso tra poco possa vedere la sua prescrizione terapeutica che vedete qui, cioè ogni giorno c'è la quantità di farmaco che deve prendere fino al controllo successivo. Ci manca ancora la firma digitale sulla terapia e poi possiamo partire
anche con questa attività. E questa cosa, la stessa cosa, si può fare nelle unità territoriali di assistenza primaria, quindi nelle associazioni dei medici che si sono riuniti nel territorio, e che secondo me è una cosa formidabile se questo funzionasse, perché possono diventare dei mini ospedali e sgravare veramente il lavoro dei pronti soccorso. E questo a livello invece appunto di ETAP succede la stessa cosa come prima, cioè che il medico di medicina generale dentro l'unità territoriale può eseguire il test va al laboratorio, viene validato, va sul fascicolo sanitario del paziente e il medico dell'ETAP prescrive la terapia. Questo quindi non lo vediamo noi direttamente al centro trombosi, ma lo vede il medico di medicina generale dell'ETAP e fa la sua prescrizione terapeutica. Questo è quello che abbiamo in questo momento, la diffusione di questo servizio dei coagulometri portatili nei 6 distretti di Padova. Vedete che i primi 4 distretti hanno questi coagulometri portatili per il servizio di assistenza domiciliare integrata, e l'ETAP ne abbiamo una sola che funziona con un coagulometro, è quella del distretto 3. Però a regime avremo 26 coagulometri, si stanno già attrezzando distretto 5 e distretto 6, al momento siamo a 16 coagulometri distribuiti nel territorio. Quindi i risultati di questo progetto secondo me sono incoraggianti. C'è una tendenza a venire ancora molto nel centro trombosi perché questi pazienti sono abituati così, hanno la risposta veloce, si fidano poco forse anche di altre strutture che prescrivono la terapia e tendono a venire al centro. Però vedete qui che già i distretti cominciano a lavorare nel circa il 20% dei casi, l'ADI con i coagulometri prevede il 5% di queste persone, e poi l'UTAP, vedete ancora siamo agli inizi. Comunque attualmente il servizio gestisce circa 8.000 pazienti, e mentre 373 sono gestiti in ADI con i coagulometri e 46 sono gestiti dalle UTAP col coagulometro. Ecco, questa è una cosa, un progetto secondo me molto interessante che potrà avere un futuro, e mi immagino, almeno lo immaginavo qualche anno fa, adesso non so se si svilupperà, come un servizio come il nostro debba diventare un servizio di secondo livello, non di primo livello, cioè i pazienti devono essere lasciati in periferia, devono essere lasciati a casa loro, li vedano le UTAP, quelli che sono stabili soprattutto, magari all'inizio possono venire al centro finché non è stabilizzata la terapia, poi possono essere lasciati alle ETAP, ai medici stessi di medicina generale, ai distretti, alle infermieri dell'assistenza domiciliare integrata e al paziente stesso, perché ricordate che c'è anche il self-testing, il self-monitoring, in Germania è molto sviluppato, da noi molto poco, cioè chi si compra il coagulometro si fa il prelievo e si fa la terapia anche. Ci sono pazienti giovani con protesi valvolari cardiache che sanno fare la terapia molto meglio di alcuni medici, quindi perché non fargliela fare? E questo è importante. Allora, e poi tutto questo database centrale può essere visto anche dal pronto soccorso. Questa è una cosa importante, perché il pronto soccorso spesso può avere un'emorragia cerebrale o quant'altro, un'emorragia maggiore, è utile che sappia la storia clinica di questo paziente, cosa è successo prima, e comunque che sia in collegamento in qualche modo col database centrale. Ecco, secondo me il futuro di questi centri trombosi, e guardate bene che una delle cose, ci stanno copiando gli Stati Uniti, che non ci copia mai sulle cose che facciamo noi, però stanno facendo i centri trombosi anche loro adesso, stanno organizzandosi perché questi servizi hanno ridotto la morbilità e la mortalità nei pazienti anticoagulati, non c'è dubbio questo. E quindi stanno anche loro cercando di farli. Però il futuro non sarà quello, il futuro sarà che questi devono essere di riferimento, non devono essere loro a fare tutto il lavoro anche sui pazienti stabilizzati. Pensate quando verranno i nuovi farmaci antitrombotici, uno verrà tra poco.
Ce ne sono 4 altri che verranno fuori nel giro di 2-3 anni. Se uno non ha competenze di queste cose specifiche di secondo livello, immaginatevi cosa succede al paziente che va al pronto soccorso, il nostro amico di laboratorio qui trova valori sballati a coagulazione, non si sa che farmaco sta prendendo nuovo e che cosa farci. Cioè, sono problemi importanti che verranno nel prossimo futuro. Per cui è auspicabile che questi servizi possano resistere, ce ne sono parecchi nel Veneto, possono resistere e possono fare però il secondo livello che è quello di loro competenza. Grazie dell'attenzione.